Ipotesi di questo referendum che propone Loris De Marchi. Sì, ma noi su questa cosa qua ci eravamo battuti, se ricordi bene, con un referendum sulla devolution e quindi sull'autodeterminazione. Non era indipendenza. Non era indipendenza, però è anche vero che non è facile metterlo in piedi, perché altrimenti sarebbe già la Regione potrebbe indirlo forse, però. Sì, ci vorrebbe un referendum per indirlo e poi però appunto non so i tempi tecnici per arrivare a non ci state provando però. Ma noi eravamo al governo con un piano ben preciso col governo Berlusconi di portare a casa entro il 2012 e siamo addirittura col federalismo. Le piace più concettualmente il federalismo che voi proponete o un ideale indipendenza del Veneto? Beh, l'indipendenza del Veneto sarebbe sicuramente il massimo, per dire noi abbiamo la nostra autonomia. Quindi indipendente anche dalla Lombardia, da Via Bellerio? Ma indipendenti anche da Roma, ma questo è indipendenza, autonomia locale e quindi mantenere i nostri soldi a disposizione per i cittadini e per i servizi che chiedono. Con fondi, dobbiamo dire, con fondi che possono essere messi a disposizione per chi è in difficoltà, no? Questo non vuol dire secessione assolutamente.